L'ufficio postale di Carainati deve riaprire. Non usa mezzi termini il sindaco di San Zenone. Dal 9 giugno è tornato in funzione l'ufficio centrale a San Zenone, così le poste hanno chiuso quello della frazione. Questa chiusura porta forti disagi alla nostra popolazione, alla cittadinanza, specialmente alle persone anziane. In questo periodo ritroviamo quindi nella sede di San Zenone persone fuori in coda, si creano quindi assembramenti, è arrivata l'estate, è arrivato il caldo, abbiamo persone che devono aspettare fuori al sole. Non è di certo un servizio che Poste Italiane deve dare in questo modo alla nostra comunità. L'ufficio di Carainati aveva supplito per più di un anno al restauro di quello centrale, con comprensibili problemi di gestione anche nel periodo di massima emergenza Covid-19. 10 giorni fa la chiusura e i disagi per i molti cittadini sanzenonesi che si ritrovano senza la posta. Quindi chiediamo davvero la riapertura immediata dell'ufficio di Carainati e chiedo anche una risposta e delucidazioni in merito, non essendo neanche stato avvisato, pur non essendo più un ente pubblico, però come sindaco non sono stato avvisato della chiusura dello sportello. La chiusura dello sportello di Carainati sarà solo temporanea, avrebbe detto al primo cittadino il direttore dell'ufficio postale. Intanto però, protesta Marin, il mancato servizio porta grave danno alla nostra comunità. Alle poste di Carainati si recano soprattutto anziani, da loro stanno arrivando numerosi reclami perché sono costretti a spostarsi a San Zenone, con comprensibili disagi.